Buon pomeriggio a tutti amici, qui dal velodromo di Palermo, benvenuti alla gara che apre la fase nazionale di Athletic Club Palermo in questo campionato di Under 17 Elite. Benvenuti qui da Gabriele Rispetta per la sfida tra Athletic e la Regina. Benvenuti sicuramente a quella che sarà già una gara dentro o fuori per la Regina, che dopo aver perso la prima sfida di questo triangolare, dove partecipa anche la Lycos, squadra di Potenza, ovviamente è a tutti gli effetti una gara da vincere, senza se e senza ma per i Granata, per rimanere ancorati alla possibilità di giocarsi le semifinali nazionali. Andiamo con le formazioni di oggi. Athletic che gioca con Ferraro in porta, e poi dal 2 all'11 Macchiarella, Greco, Di Peri, Brando, Manzella, Segreto, Gallo, Ingrassia, Vitale e Campagna. Questi gli 11 a disposizione in campo di mister Vitale. Per quanto riguarda invece la Regina, troviamo Barranca in porta, poi dal 2 all'11 anche in questo caso Frisina, Maiorana, Randazzo, Abufaris, Sacca, Leporini, Enrico, Franco, Pitasi e Cotroneo. Tutto pronto per cominciare qui al velodromo Paolo Borsellino, agli ordini del direttore di gare, il signor Silvio Cavarretta della sezione di Trapani. I suoi due assistenti, come è bon ton nelle fasi nazionali del campionato Under 17 Elite, la presenza anche dei guardalinee che sono entrambi della sezione di Marsala. Parliamo del signor Barone Antonio e del signor Pagliarello Melchiorre. Tutto pronto quindi per cominciare. Abbiamo parlato già della Regina che attaccherà in questo primo tempo da sinistra verso destra con questo completino total blu, total azzurro, anzi, se dobbiamo essere più precisi. D'altra parte invece proverà a scardinare la difesa avversaria, l'Athletic Club Palermo, che indossa il classico completo rosa con pantaloncini e calzettoni bianchi. Dicevo appunto della Regina, che dopo la sconfitta nella prima gara di questo triangolare contro la Lycos è obbligata a vincere per continuare il suo sogno. Per quanto riguarda invece l'Athletic Club, abbiamo che possibilità in più di poter svariare dal punto di vista della situazione di classifica. Torna dietro che riguarda la Regina. Qualche problema al cronometro abbiamo subito risolto, però abbiamo perso una trentina di secondi. Terremo ovviamente a mente nel caso dovessimo andare un poco oltre, un poco prima rispetto al 45esimo. Intanto pensiamo alla gara con questa giocata provata subito dall'Athletic Club, con il pallone ripreso a centrocampo da Vitale. Si è preso subito un bel calcione il numero 10 di maglia rosa, già battuto. Questo calcio di punizione va dietro la formazione di casa, che, come dicevo prima, ancora deve scoprire un po' il suo destino in questa fase nazionale. Dopo la fase regionale, le squadre vincenti del proprio girone oppure classificate tramite playoff sono arrivate a potersi giocare questa importante e piena di prestigio fase nazionale. Quale errore in fase di disimpegno da parte del numero 4 Di Peri. Aveva provato a portare avanti il pressing la Regina con Enrico, in questo caso assieme a lui anche il suo compagno di reparto Pitasi. Qua Ferraro ancora andare corto, prova a giocare il pallone Athletic Club, ma è difficilissimo con un pressing così asfissiante da parte della Regina, che qua proprio con Pitasi riesce a indurre all'errore il suo difensore avversario e gioca quindi la formazione calabra ancora con il sinistro tentato senza particolari risultati però dal numero 11 Fortunato Cotroneo.
c'era un po' un dubbio di formazione tra Cotroneo, appunto, tra il numero 5 Abu Faris e il numero 13 Mangiola, che alla fine si è accomodato in panchina. Questo era forse l'unico dubbio di mister Macri, commentato anche nel pre-gara. Athletic che adesso gira il pallone, lo fa con i suoi difensori ancora a cercare appunto un sopralluogo nella metacampo avversaria. Sempre Brando a scambiare con Di Peri, alla fine prova il numero 5 ma sbaglia, riprende il pallone Cotroneo ma solamente per un attimo. Ferraro non perde tempo, va subito dove c'è Manzella, ancora per Brando, Di Peri, e ritorna quindi ad assestarsi dietro la formazione in maglia rosa. Prova il lancio Di Peri a cercare la corsa di Greco, ancora Lucio Greco, viene bloccato in scivolata da Frisina, che fa un grande intervento. Frisina che ha doti da tuttocampista, lui che può fare benissimo il quinto di centrocampo, però lo stiamo vedendo un pochettino più abbassato, come ci suggerisce anche il numero che veste e che è scritto sulla sua schiena, ovvero il numero 2. Adesso occhio a questo calcio d'angolo con l'Athletic che batte corto, ancora Vitale, va dietro, arriva questo sinistro, c'è un liscio, prova poi qua, se non vado errato, proprio Manzella. Grandissima parata di Barranca, ma era comunque tutto fermo perché era in fuorigioco non Manzella, bensì Segreto, col numero 7. E da qua viene pure un po' complicato andare a leggere perfettamente i numeri di entrambe le squadre. Oddio, quelli della Regina in realtà sono un po' più bianchi, un po' più vispi. Sono già passati quasi 5 minuti sul cronometro del signor Cavarretta, però era tutto regolare qui al velodromo. Ha avuto una grande occasione Athletic, ma un'occasione virtuale, fumosa, perché comunque era in fuorigioco l'autore del tiro, ovvero sempre, se non andiamo errati, Segreto. Appoggiato qua, prova a gestirla ancora una volta Brando. Adesso alza il suo baricentro, il numero 5, che poco fa duettava con Di Peri in difesa, però c'è proprio solamente il numero 4 lì che cede il pallone al suo terzino, ovvero a Manzella. Ancora Di Peri, allontana dalle parti di Greco, tiene giù il pallone Greco, prova il tacco a favorire Vitale, la riprende Frisina, e allora può giocare la Regina ancora con un giro palla che premia solamente per un attimo però la potenza fisica di Enrico. Qua rilancia a cercare nuovamente Vitale, che però si nasconde tra le linee azzurre. Allora ancora Frisina, ancora Regina, scivola il numero 2 e regala quindi il pallone qui al club avversario. Ancora Greco, attende, poi riappoggia dove c'è Manzella. Per ora il pallino del gioco lo detiene l'Athletic Club, ma è una fase ovviamente primordiale della gara, ricordando che qua a Palermo adesso inizia a fare caldo, siamo praticamente alla penultima domenica di maggio, ma solamente per un caso di calendario, perché domenica prossima avremo 31 e quindi siamo praticamente alle porte di giugno, una stagione che continuerà ancora per l'Athletic Club, che avrà poi la gara a Potenza contro la Lycos Under 17, che ha vinto il match inaugurale di questo triangolare proprio contro la Regina per 1-0, una semplice rete che però pesa come un macigno nell'economia di questo girone, il girone F, il girone che dal punto di vista della nomenclatura e anche della posizione delle squadre è il più meridionale. Sono le tre sicuramente più a sud delle 18 rimanenti che possono ancora sperare di arrivare a fregiarsi del titolo di campione nazionale Under 17 Elite.
Pallone ripreso, Athletic litiga un po' con la sfera, Brando alla fine regala alla Regina, è rimasto a terra un giocatore in maglia azzurra, poi rischia un poco qui Majorana. Pallone che viene ripreso nuovamente dalla Regina, perché l'ultimo a toccarlo è stato un giocatore in maglia rosa, però ha rischiato Majorana con un controllo errato in quella zona del campo. Palla ancora alzata proprio da Majorana, che però non riesce a trovare più avanti Leporini, che però sta figurando da esterno. Sono anche un po' liquidi per ora i moduli, gli assetti tecnico-tattici scelti dai due allenatori per questo match, quindi attendiamo ovviamente come si andrà a configurare la gara. Viene ripreso Lucio Leone Greco, riprende palla qui Vitale, può andarsene ancora Vitale, viene però fermato dal campo che finisce. Allora, quando siamo praticamente nel corso del 9° minuto di gioco, è ancora 0-0 tra Athletic Club Palermo e Regina. Una gara che ha infiammato anche i cuori degli appassionati del girone I di Serie D. Due squadre che hanno duettato assieme ad altre importanti formazioni nel corso di questo ultimo campionato di Serie D. Sono proprio sfidate Athletic e Regina nella semifinale playoff, che poi ha consegnato di fatto alla Regina la possibilità di giocarsi la finalissima contro la Nissa che però poi ha vinto anche la finale. Adesso si è iscritta alla lista delle possibili ripescate alla Serie D per figurare in Serie C. Chi ha vinto alla fine del campionato quest'anno è stato proprio il Savoia, una lotta che ha visto però partecipare appunto anche le tre sopracitate, anche la Nissa, anche il club, anche la Regina. Adesso occhio a pallone viene ripreso proprio dai rosa con la cavalcata da parte di Ingrassia, appoggia a Vitale, anche il numero 10 prova le giocate per liberare il cross, viene però bloccato. Si è perso un tempo di gioco Vitale, o forse Ingrassia poteva credere prima nella verticale per il suo numero 10. Fatto sta che il pallone torna ad essere di Manzella. Brando in mezzo al campo ricicla questo pallone, c'è ancora Greco, prova un sinistro che arriva in aria, è sicuro, però alla presa il portiere Barranca. E adesso tocca con la parte del campo alla Regina. Enrico vede la corsa non segnalata dal guardaline come fuorigioco da parte di Franco. Adesso ancora Leporini prova a farsi vedere lì a sinistra, non è facile e infatti il pallone si perde sul fondo laterale. Gara bella, gara viva fino a questo momento, tesa più che altro, perché ricordiamo che se la Regina non va a vincere oggi è sicuramente fuori dalla corsa al primo posto e quindi fuori dalla possibilità di giocare le fasi finali nella fase nazionale. Qua ottima l'idea per Greco che arriva sul pallone, ancora Greco a rimorchio, voleva qualcuno, c'era Vitale che aveva chiesto proprio il pallone, poi non riesce ad evitare la rimessa a sfavore colui che ha fatto comunque un grande intervento, però Soufiane Aboufaris. Adesso ancora Ingrassia si stacca all'area il rigore che è il suo regno, va alle parti di Greco che mette il cross al centro, tutti a vuoto, potrebbe arrivare a rimorchio in quella zona del campo qualcuno dei giocatori palermitani. È arrivato, ma non mantenendo il pallone in campo, Gianluca Gallo. E allora rimessa per la Regina, che però per la prima volta in 12 minuti di gioco ha, tra virgolette, avuto la prima falla di sistema
Adesso occhio a Vitale, prova a girarsi il 10, ancora Vitale, Barranca prende il pallone, aiutato anche da Bufaris, che per un attimo sembrava fosse stato preso in controtempo da Vitale. In realtà ha fatto buona copertura per l'uscita del suo portiere. Ancora Athletic con il pallone per Greco, appoggia Vitale, può andare il numero 10, sempre per Greco che entra in aria, va col traversone, un'altra volta nella zona di nessuno, il tentativo di Greco, stoppa questo pallone di Peri, la dà subito a Manzella, vuole velocità mister Vitale, fa invece l'altro Vitale protagonista oggi, ovvero Daniel. Ha provato un'altra idea, questa un po' più ambiziosa, a cercare qualcuno in area di rigore. Toccherà a Greco, che va adesso dalle parti del suo compagno più vicino, che è Ingrassia, che continua a fare spalla a spalla con tutti i giocatori avversari. Ancora Ingrassia, prova a mantenere il possesso e ce la fa, riesce anche a riciclare questo pallone per Brando. Poi occhio al sinistro che parte, Barranca. Grande parata qui sul tentativo di Gallo. In due tempi, Barranca sicuro. Adesso la Regina prova a scuotersi, ancora con pallone che però si perde dalle parti del centrocampo dell'Athletic, che può andare ancora con Greco, che voleva la verticale qui invece che provare la sovrapposizione di Vitale. Adesso il rilancio che Ferraro può facilmente disinnescare, pallone che torna buono per Athletic. Qua l'idea si rivela buona, solo per un attimo. Bravo qui Segreto a trovare questo tracciante per, se non vado errato, proprio il numero 11 Campagna, che è uno dei più giovani in campo, classe 2011, con 15 anni ancora da fare per lui, quindi sicuramente un prospetto interessante a dir poco. L'Athletic prova a custodire in casa. Barranca alza questo pallone, viene bloccato il tentativo che era diretto per Majorana, che qualche metro in più rispetto alla sua area di competenza l'ha fatto e gli stava facendo anche bene questi metri appunto in eccesso rispetto a quello che dovrebbe essere il suo giardino di casa, ovvero la metà campo di sua proprietà. Ora occhio a questo pallone che ritorna alle parti di Brando, passaggio rischioso a metà più che altro, riesce a disinnescarlo Macchiarella, che poi torna al suo portiere con la fascia al braccio, anche il numero 2, uno dei più esperti di questo manipolo di ragazzi guidato da mister Vitale. Adesso che questo pallone che torna a essere per la Regina, ma solamente per una frazione di secondo, di nuovo Ferraro. E allora questo è un po' il tran tran che stiamo vedendo oggi, quando stanno per chiudersi i primi 16 minuti di gioco. 0-0 ancora tra Athletic Club Palermo e Regina. Rilancio qua a cercare la corsa di Greco, ancora Abu Faris a chiudere, poi qua Frisina lotta forte, ottiene la rimessa a favore, l'ultimo tocco è quindi del giocatore dell'Athletic che era andato a contastro con lui, se non vado errato proprio Vitale. Utilizzo spesso questa perifrasi per far capire comunque che da qui è un po' complicato capire numeri e quant'altro. Qua per il signor Cavarretta non c'è fallo su Franco, anzi su Pitasi. Comunque fa il pallone, torna ad essere della Regina. Prova a correre qui senza però tanto effetto Zacca, riprende palla il centrocampo calabrese, ancora con lo scambio Fitto, c'è poi Cotroneo
che non riesce a mantenere il pallone ballerino tra le sue scarpette. Poi occhio all'Athletic che prova ad imperversare, palla per Lucio Greco che poi preferisce tornare dietro. Ancora il numero 3 che può giocare liberamente, netta la posizione di fuorigioco a rientrare da parte di Ingrassia, che comunque prova a farsi vedere in profondità, prova a dare soluzioni in più ai suoi compagni. Non è ovviamente scontato. Abu Faris ha già battuto il calcio di punizione. Enrico, che è un po' dappertutto, un po' il playmaker di questa squadra. Il numero 8, rilancio, è stop, rischioso ma efficace di Greco. Poi ancora Vitale, lancia a cercare Brando, la riprende Vitale, più rapido di tutti sulla seconda palla. Ancora il numero 10 fermato in calcio d'angolo. Siamo al 18esimo ed è 0-0 tra Athletic Club Palermo e Reggina. Tante maglie rosa in area di rigore. Vediamo se la scelta sarà di nuovo quella di un calcio d'angolo corto, ed è così. Arriva adesso il cross a rimorchia, provato l'Athletic, la stoppa facilmente Barranca, che poi prova anche il rilancio lungo a cercare Pitasi, che è in posizione di fuorigioco, scatenando un po' le proteste da parte dei pochi ma presenti comunque sostenitori reggini qui, gli altri magari membri dello staff o quant'altro. Ci sono anche tante famiglie dei ragazzi oggi in campo per quanto riguarda Athletic Club Palermo, nella curva Futuro, così come è chiamata la curva appunto che sostiene le squadre giovanili di una realtà davvero interessante, luminosa come quella dell'Athletic Club Palermo, dove soprattutto in queste serie, soprattutto in queste categorie, vale davvero poco il risultato se non il prodotto poi che esce, ovvero questi ragazzi fantastici che hanno davvero qualità immense, devono solamente crescere con calma, dedizione, determinazione e soprattutto i giusti ideali che questo sport propone. In questo ovviamente non possiamo fare altro che i complimenti all'Athletic Club Palermo per la sua dedizione anche da questo punto di vista, anche per quelli che sono i talenti della nostra città, della città di Palermo, che grazie a questa realtà trovano anche spazio per esprimersi. Occhio qua l'errore di Sacca nel frattempo. Vitale, ottimo recupero in fase di pressione, poi si addormenta un pochettino Gallo, che torna però prorompente sul pallone. Gallo vince un rimpallo e poi l'ultimo tocco qui è di Leporini, se non vado errato, è proprio così, di Emanuele Leporini. Allora palla per Athletic Club. Abbiamo un po' fatto anche un intervento a riguardo della storia recentissima della formazione palermitana, quella della Reggina, neanche stiamo qui a disquisirne l'importanza storica di questa piazza nel calcio italiano, nel calcio quello vero, che poco ha a che fare con quello di provincia, per l'importanza che la Reggina ha nell'ecosistema del calcio italiano. Peccato vedere piazze del genere relegate a queste categorie, però possiamo fare altro che augurare alla formazione granata di tornare presto dove più gli compete, dove compete proprio alla piazza. Occhio al frattempo, Athletic Club Palermo è una fase di studio però tra le due squadre, con la Reggina che preferisce rincasare un po' di più nella propria metà campo, serrare le finestre della propria area di rigore. Per l'Athletic Club Palermo invece è un continuo tentare, testare e tastare soprattutto il territorio alla ricerca dell'assalto buono, di quello decisivo. Nel frattempo c'era un problema al pallone che viene subito prontamente cambiato. Allora può giocare Athletic Club, occhio al rilancio, qua dopo un rimpallo
può uscire nuovamente la Regina con la giocata tentata da Ludovico Franco, numero 9, riferimento offensivo della formazione granata. Lui come Pitasi, largo più a sinistra, anche se adesso sta un po' svariando nei tre quarti campo, cioè a dire che la Regina ancora non si è veramente espressa lì davanti. Riprende palla Vitale, occhio a Greco che si propone, la palla infatti è per lui forse con qualche frazione di secondo in ritardo, allora arriva nuovamente Brando, Greco in fuorigioco, poteva forse lasciarla a Vitale e proporsi meglio in sovrapposizione Lucio Greco, visto che appunto era in fuorigioco, Vitale era davvero vicinissimo al pallone e quindi poteva prenderlo senza particolari problemi. Abbiamo superato la metà del primo tempo e 0-0 per ora il punteggio, ancora 0-0 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, 0-0 tra Athletic Club e Regina. Ricordiamo che è la seconda partita del triangolare del girone F della fase nazionale del campionato Under 17 Elite. La prima di questo triangolare è terminata 1-0 per la Lycos contro la Regina a Reggio Calabria e quindi per la Regina già un dentro fuori. Per Teddy Club invece vincere oggi magari anche con un attivo importante significa andare nella sfida contro la Lycos, contro la squadra della provincia di Potenza, significa andare con 2 risultati utili su 3. Intanto bisogna vincere ovviamente e poi si vede dopo il da farsi. Qua c'è una punizione importante, interessante per la formazione palermitana. Si riempie il limite dell'area di rigore della Regina. A breve inizieranno a impallarsi i caselli della box di Barranca. Sentiamo addirittura la voce del signor Cavarretta che sta dirigendo con autorità oggi l'incontro. Pallone che adesso arriva al centro dell'area, sorvola un po' tutte le teste, sia rosa che azzurre, e poi ha provato a fare gli straordinari Manzella, ma non è riuscito a mantenere il pallone in campo. Cooling break, siamo intorno al 25esimo, ricordiamo che il cronometro è dovuto ripartire con una differenza di 30 secondi rispetto a quello del signor Cavarretta, quindi siamo 25-30 su per giù. Cooling break tra Athletic Club Palermo e Regina come da nuova disposizione di LND. C'è tanto caldo qui a Palermo e quindi i giocatori hanno la possibilità di fare questo time out che per il calcio a 11 è strano sicuramente, è più roba da calcio a 5, però possiamo anche tracciare una sorta di analisi di questi primi 25 minuti di gioco. Athletic Club che sicuramente ha il pallino della partita, ha avuto più possesso palla, ha avuto, seppur viziata da una posizione di fuorigioco, ha avuto una grande occasione nel corso della prima parte di gara, però possiamo anche dire che di emozioni vere e proprie ne abbiamo vissute davvero pochissime qui al velodromo fino a questo momento. Le squadre sono per ora raggruppate nei pressi della propria panchina, anche il trio arbitrale, anche la terna si sta dissetando. Un lavoro più usurante per ora sicuramente per il secondo assistente del signor Cavarretto, ovvero il signor Pagliarello, perché proprio è sotto il sole mentre se la sta vedendo un pochettino meglio, possiamo dire, il signor Barone, primo assistente, quindi vicino alle panchine, vicino a bordo campo, dove c'è questa bellissima tettoia che ci sta anche risparmiando da un sole che col passare dei giorni comincia a farsi davvero caldo. È anche giusto così, finalmente
dopo tutte le precipitazioni, anche le brutte notizie purtroppo che abbiamo sentito riguardo alcune catastrofi dovute alle condizioni atmosferiche, finalmente possiamo anche goderci un pochettino di sole, che non è mai male, ed è una cosa che vale sia per noi palermitani ma anche per magari i tanti tifosi reggini all'ascolto. Il sud è tutto bello, è tutto fantastico anche per queste condizioni che l'estate ci regala. Nel frattempo è ripresa la partita, parliamo un po' di calcio adesso. Occhio a questo scatto sulla fascia sinistra con il pallone a rimorchio per Cotroneo, bloccato, ci ha provato qui Pitasi, grandissima palla messa vicino alla lunetta per Cotroneo, che viene però murato credo proprio da Brando, e quindi rimessa per la Reggina, che però si fa sentire, si fa vedere dalle parti di Ferraro, che davvero, a parte qualche piccolissimo brivido nei primi secondi, non ha più dovuto rizzare le antenne. Occhio alla Regina, quindi, con il lavoro sulla fascia sinistra, pallone che arriva in aria, Ferraro, una parata per i fotografi, poi spazza il pallone Athletic sul colpo di testa di Cotroneo, sempre pericoloso, per ora è l'uomo più pericoloso. Ferraro l'ha vista forse all'ultimo e ha fatto un grande intervento, un grande colpo di reni. Calcio d'angolo quindi per la Regina, che ora sta spingendo. È servito questo cooling break ai ragazzi di Mr. Macri. E ora occhio a questo altro corner, sono diverse le maglie azzurre presenti in area di rigore. Ancora Pitasi, va col destro, Ferraro sicuro, in presa, allontana poi il portiere dell'Athletic, va a cercare qualcuno dei suoi attaccanti, sono rimasti tutti sopra, i più cattivi dal punto di vista del killer instinct sotto porta, ovvero Vitale, ovvero Campagna, ovvero anche Ingrassia. Di solito gli attaccanti, soprattutto quelli di stazza, retrocedono quando c'è un calcio d'angolo avversario. Qua invece sono rimasti tutti avanti in attesa di un eventuale contropiede. Infatti questo ha anche obbligato la Regina a non portare tantissimi effettivi in area di rigore, che era comunque molto trafficata. Greco, grande controllo, prova a girare, pallone a metà, viene richiamato un'altra volta Greco, uno dei più pizzicati alla panchina, però anche uno di quelli che offre un rendimento clamoroso all'inizio stagione, anche con il doppio impegno. Spesso e volentieri con l'Under 19 non è l'unico, soprattutto lì dietro sono tanti ragazzi che si fregiano del doppio impegno tra l'Under 19 e l'Under 17. Adesso occhio a questo rilancio, Barranca anticipato da Ingrassia, e a terra il portiere della Regina. Era tutto buono, non era fuori gioco, aveva fatto un grande taglio qui Ingrassia. Barranca viene colpito, viene adesso invitato a rialzarsi dai propri compagni, dal proprio staff tecnico. Il numero 1 Peppe Barranca, viene anche caricato Manuel Ingrassia, che aveva fatto comunque un ottimo movimento da attaccante vero alle spalle dei difensori a cercare di arpionare il pallone che era preda del portiere per molti, non per il numero 9 dell'Athletic. Qua rientra perfettamente al fuorigioco proprio lui. Occhio a Vitale, prova il destro, per poco non andava a inaugurare il tabellino di questo match. Vitale con questo pallone preso dal numero 10, si è girato in un fazzoletto, ha provato il destro che non si è mai alzato, ma comunque era abbastanza piazzato, e quindi questo aveva dovuto chiamare all'attenzione e soprattutto al movimento il portiere della Regina Peppe Barranca, perché a breve si andava a depositare proprio a fil di palo questo destro di Vitale.
a terra Campagna, tutto regolare, alla fine l'ultimo tocco comunque è di Sacca, se non vado errato, Demetrio Sacca, che in questo momento fa il centrale assieme ad Abu Faris nella difesa a 4 della Regina, prova a girarsi, poi qua un'altra volta in grassia, poi occhio a Leporini che viene bloccato, commette fallo Manu Leporini, quindi anche richiamato dalla sua panchina perché poteva magari giocarla meglio il numero 7 che si era un po' intestardito. Riprende palla Frisina, prova il filtrante per Cotroneo o per Pitasi, alla fine era per il 10 che però era in fuorigioco, sembrava abbastanza netta la posizione di fuorigioco di Pitasi, non tanto invece quella di Franco che era comunque lì guardingo in zona e quindi magari poteva trarre in inganno la difesa rosa che il movimento a scendere l'ha comunque fatto. C'è anche un po' di vento qui nelle tribune del velodromo, piacevole, possiamo dire sicuramente piacevole, il vento che sta soffiando nelle zone più basse come livello sul mare della nostra città. Adesso Greco prova il rilancio, la difesa biancorosa troppo alto, il piede qui di Brando, fallo, non è gioco pericoloso, è fallo effettivo sul giocatore della Regina perché viene colpito dalla gamba alzata di Brando, ovviamente tutt'altro che volontario l'intervento del numero 5 palermitano, però ci sta la segnalazione del signor Cavarretta, Silvio Cavarretta, arbitro della gara odierna della sezione di Trapani, uno dei maggiori prospetti anche dal punto di vista arbitrale della sezione trapanese e non solo, ha arbitrato quest'anno in promozione con ottimi risultati e quindi sicuramente è uno di quelli da controllare maggiormente per i vertici arbitrali. Esperienza anche in eccellenza per il Guardanino e Barone, ad esempio, uno dei meglio reputati tra gli uomini della bandierina del panorama siciliano. E diciamo che la terna è di tutto il rispetto. Occhio a questo rilancio nel frattempo per Pitasi che la mette subito giù per Franco che l'ha colpita così, ma tanto basta per portare avanti i suoi. Grandissima idea di Pitasi e Franco sentenzia l'1-0 della Regina. È scappato alle spalle la difesa, Pitasi ha fatto davvero una grandissima giocata, ha visto al centro il suo attaccante e Franco ha consegnato ai suoi la prima gioia odierna. E 1-0 per la Regina che dopo il cooling break aveva aumentato il ritmo, non offrendo magari una proposta di gioco clamorosa, però con le sue qualità, con il talento, la rapidità di pensiero dei suoi giocatori offensivi. E Franco fa l'1-0 per la formazione calabrese. Prova subito una reazione rabbiosa all'Athletic Club. In questo momento la Regina può ancora sperare di qualificarsi per la fase finale. Potrebbe farlo anche Athletic Club, anche in caso di sconfitta, però poi ovviamente bisogna fare una serie di calcoli basati più che altro sulla differenza reti.
magari calcoli che per ora ci risparmiamo per cercare di raccontare al meglio anche la gara e poi andiamo magari vicino al 90esimo iniziare a prendere la calcolatrice. Intanto pensiamo alla reazione di Athletic Club dopo la rete di Franco che porta avanti la regina, forse l'uomo più silenzioso del tridente della regina. Nel frattempo è rimasto a terra un giocatore in maglia azzurra, si tocca il ginocchio, speriamo nulla di grave per lui, anche se sembra un po' disperato. Si tratta credo di Enrico, Carmelo Enrico. Va subito lo staff tecnico e medico della regina a controllare le sue condizioni, anzi mi sembra proprio Enrico, il numero 8 è quello. E allora siamo al 38esimo, un po' oltre il 38esimo in realtà, ricordiamo sempre il cronometro è 30 secondi indietro e 1-0 per la regina. La rete l'ha siglata Franco, Ludovico Franco, numero 9 della regina, il ruolo è quello dell'attaccante, l'ha fatto vedere, anche se non è stato proprio preciso nel tiro, nel tentativo di tiro, non ha fatto un'esecuzione brillante, possiamo dire, però alla fine l'importante non è tanto l'estetica in questi casi, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti d'area di rigore, l'importante è metterla dentro e l'ha fatto senza particolari problemi in realtà. Franco, palla per Athletic che vuole provare a rispondere, anche se Greco perde un pallone che poteva diventare sanguinoso. Ancora Athletic, ancora sul versante sinistro, è quello preferito per ora ai ragazzi di Mister Vitale. Gallo, Di Peri con la verticale, esce Barranca, non preciso, ed è arrivato il gol di Ingrassia, ma è tutto fermo. Alto il braccio del signor Cavarretta, perché era alta anche la bandierina del secondo assistente del signor Pagliarello. Da capire se per una posizione di fuorigioco o forse per un fallo ai danni di Barranca, che non è stato preciso nella presa di questo pallone. Il suo intervento errato aveva aperto la porta in Grassia, che si è girato bene. Fallo quindi, calcio di punizione per la regina. Urlo che rimane strozzato in gola per Athletic, che aveva trovato il pareggio con Ingrassia, ma è tutto fermo per una situazione confusa in area di rigore, credo più che fuori gioco, perché ci sono diversi uomini in maglia azzurra, anche se il portiere era più avanti, comunque ci sono diversi uomini in maglia azzurra in area di rigore, credo più per il fallo proprio su Barranca, che però non è stato precisissimo nella ripresa di questo pallone. Enrico, che sembrerebbe comunque essersi messo di nuovo a tiro. Qua il rilancio a cercare Campagna, lotta con lui Majorana che torna dal suo portiere Barranca. Ancora Franco a lottare dopo il gol, ha preso più fiducia Franco, che si fa vedere di più. Come dicevo anche poco prima, era probabilmente quello più silente dei tre d'attacco della regina. Questo gol ha dato fiducia particolare a Ludovico Franco. 41esimo, 1-0 qui al velodromo Paolo Borsellino, per essere più precisi è 0-1, perché in vantaggio è la squadra ospite, in vantaggio è la regina. Di Peri, Brando sempre per Di Peri, pallone a cercare Greco, fermato Di Peri, ancora palla per Greco, fuori gioco di rientro da parte del numero 3. Inizia a rumoreggiare un po' di più la curva futuro
Athletic Club Palermo. Questa è la decisione del signor Pagliarello, che si è innalzato a protagonista assoluto negli ultimi minuti con qualche decisione che però ha fatto stizzire Athletic Club. Occhio qua ancora al tacco privilegiato di Leporini, che scambia subito con Majorana. Ancora Leporini, mette il pallone al centro, la riprende Ferraro, allora va lontano il numero 1, disturbato da Pitasi, mette giù con grande classe Ingrassia, ma viene subito fermato, e allora nuovamente Leporini assieme a Majorana. La palla è per il numero 3, corre la regina lì sulla fascia mancina, che è quella più calpestata, però intanto l'azione del gol è arrivata dall'altra parte con la corsa di Pitasi, una delle poche forse vere azioni partite da destra. L'idea a cercare Franco subito di prima, e poi un'idea che è diventata invenzione, perché la regina è in vantaggio grazie a quel passaggio, grazie alla freddezza sotto porta di Franco. Campagna gira, il pallone è per Ingrassia, è tutto buono, non si alza la bandierina del signor Pagliarello. Ancora Ingrassia, prova a girarsi, va col sinistro, Barranca, così e poi Campagna davanti al portiere, sbatte nuovamente su Barranca. Ha perso l'attimo corretto il numero 11, che è scivolato proprio in area piccola. Barranca non è stato proprio preciso più che nella parata, nella respinta, perché qua provi a mandarla lì dove non c'è nessuno, invece proprio aveva spalancato la porta a Campagna, chiudendogliela però subito dopo. Adesso occhio a Pitasi, all'altra parte del campo. Pitasi prova le giocate, viene bloccato però il numero 10 è la regina, che adesso prende campo ancora con Enrico, scivolando riesce comunque a mantenere il possesso sempre da quella parte di campo. Leporini, Enrico, pallone davvero complicato da leggere, errore grave di Enrico, riparte in contropiede Athletic ancora con Vitale, sono in due su di lui, prova a smaterializzarsi qui Vitale, vuole troppo, commette fallo e poi viene anche rimproverato dal signor Cavarretta, perché ha provato il tiro senza particolare motivo, se non quello proprio di scaricare la tensione, la rabbia che si sta accumulando nei ragazzi dell'Athletic dopo il gol di Ludovico Franco. Ancora di più, 45esimo superato, si andrà credo fino al 46 per il cooling break, forse anche 47, vediamo ovviamente quanto sarà la decisione del signor Cavarretta, quanti saranno i minuti di recupero. Qua viene chiuso Manzella in una forbice composta da Frisina e Abu Faris. Rimane a terra il numero 6, che ha rischiato pure, e infatti c'è il giallo per Frisina, che ha fatto un intervento sconsiderato, contando che c'era anche il suo compagno con la numero 5 vicino. Il primo ammonito della gara, Vincenzo Frisina, una gara corretta fino a questo momento, con poche emozioni e poca tensione agonistica. Adesso toccherà all'Athletic mettere questo pallone al centro. Credo che sarà l'ultima azione di questo primo tempo. È pienissima l'area di rigore della regina.
Si attende il fischio del signor Cavarretta dopo l'ok di Barranca, che ne ha messi 3 in barriera. Pallone che arriva adesso al centro, Barranca prova a uscire, il pallone è rimasto lì! E c'è la rete del capitano Macchiarella a tempo scaduto. L'Athletic rimette le cose in equilibrio. Qualche protesta timida da parte dei reggini, ma il gol è regolare, il gol di Macchiarella, il capitano che ha avuto la freddezza di disegnare una parabola perfetta, scavalcare compagni avversari. È 48 sul cronometro di gara, ma la cosa più importante per l'Athletic Club Palermo è che con ogni probabilità si andrà a prendere un tè freddo, credo, non un tè caldo, negli spogliatoi col punteggio di parità ritrovata 1-1. C'è stato anche un bellissimo gol nel frattempo a tempo scaduto da parte di Pitasi, se non vado errato, ma aveva già fischiato il signor Cavarretta. 1-1 quindi tra Athletic Club e Reggina, parità rinstatata proprio all'ultimo secondo del primo tempo. E allora andiamo a riposo anche noi. A tra poco. Apertura per Guadalupo, che adesso gioca con Osvaldo sulla stessa banda. Guadalupo prova a prendere il centro, ancora Guadalupo inseguito, va a calciare Guadalupo, palla fuori, il primo tiro è del Camarat con Guadalupo. C'è il calcio di punizione allora per il Partinico Audace, sulla palla Giulio Sanseverino, fischia l'arbitro, parte Sanseverino, rasoterra insidioso, Dolenti la deve bloccare sulla zampata di Mistretta. Osvaldo con la giocata, prova a passare ancora, vince un altro rimpallo, poi va giù con Alfano, si gioca, Raimondi, attenzione, confusione, mano di Pisciotta, poi Pierce con la conclusione fuori, che duella con Di Mercurio, Pisciotta dalla sua zolla, Pisciotta passa in mezzo a due, ancora Pisciotta col dribbling al tiro, Polizzi respinge, poi Guadalupo ad alimentare l'azione, costretto a portare la palla fuori, trifilò al limite, palla ancora dall'altra parte, da destra a sinistra su Mendes, Mendes per Mistretta, liberato Mistretta contro Baio, va a calciare, palla fuori, andrà a rinvio presumibilmente per mandare la sfida ai supplementari, direttore di gara che mette il fischietto in bocca, puntuale anche questa volta, pone fine alla partita, si gioca per altri 30 minuti al Vito Di Marco, non ci fermiamo mai. Ora si può andare con la rimessa in zona d'attacco per il Partinico Audace con Duli di testa Baio, poi Alfano al limite, Caronia, girata alta, altissima, deve salvarla dal fallo laterale, Guadalupo, aggancio clamoroso di Romana, palla verso l'area, Pierce di testa, Polizzi la blocca lì, la rimessa in avanti, colpo di testa proprio di Martignetti che rimedia al suo errore, poi Pierce commette fallo, giallo per Pierce che era già ammonito e dunque termina in 10 il Camarat, rosso per Pierce, va l'albanese, palla che rimane lì, colpo di testa, poi Alfano, calcia altissimo sopra la traversa, controlla, c'è Guadalupo che si propone, la palla è per lui, Guadalupo con Pereira, Guadalupo col dribbling, Guadalupo, calcia, alto, Guadalupo verso Pereira che fa sponda, attenzione Marchica davanti a Polizzi, Marchica, il Camarat è ai playoff nazionali di eccellenza, Marchica 1-0, pallone giocato in avanti, la Vardera in aria, cerca la giocata, poi Macaluso fermato a Di Romana, ma non c'è più tempo, la scalata dei Montanari è finita ed è arrivata alla cima più bella, Camarat
I Montanari sono ai playoff nazionali. Mister, una battaglia durata quasi 130 minuti, con recuperi, tempi persi, però poi alla fine Marchica ha messo la ciliegina sulla torta su un cammino che è sempre più bello e sempre più entusiasmante per voi. Sì, no, innanzi prima di tutto di parlare della partita volevo fare i complimenti al Partini Cadace che ha dimostrato di essere una grande squadra e ha meritato la finale playoff. Purtroppo c'è un vincitore e oggi è andata meglio a noi. Per quanto riguarda la partita sono contento, abbiamo interpretato la partita molto bene, siamo partiti bene, abbiamo provato a giocare a calcio, non era facile su questo campo perché purtroppo la palla rimbalzava male, non abbiamo avuto grossi pericoli e quindi devo dare. Poi sai, gli tempi supplementari abbiamo sofferto un po' perché è normale, la squadra che vuole raggiungere il risultato si deve difendere, ma si è difesa molto bene, con ordine, e devo fare i complimenti ai ragazzi perché, come ho detto già altre volte, ma non è una classica frase, è 6 mesi che sono qua e in questi 6 mesi hanno dato tutto ogni giorno in allenamento, hanno creduto in quello che io voglio proporre e quindi sono molto contento. E poi la società, perché quando si arriva a questi risultati deve funzionare tutto e quindi la società in primis è stata importante. Adesso si rifiata, si fa scendere anche un po' la tensione, l'adrenalina, una settimana di riposo, di lavoro, e poi si pensa a preparare il playoff in Calabria. Certo, adesso ci riposiamo, recuperiamo tutte le energie e da mercoledì ricominciamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. A noi non ci deve cambiare niente. Io ho sempre detto quando sono arrivato qua, partita per partita, noi non dobbiamo prefissarci un obiettivo, noi dobbiamo solo provare a giocare a calcio e facendo le prestazioni arrivano i risultati. Ecco, ti faccio una domanda particolare. Se ripensi al percorso che hai fatto qui a Cammarata e al percorso che ha fatto il Camarat, se ti viene in mente una parola, qual è? È stato crederci sempre. Io dal primo giorno che sono arrivato ho detto: ragazzi, io voglio costruire una mentalità vincente, che non è facile, e quindi ragazzi ho detto qualsiasi cosa succeda dobbiamo crederci sempre. Poi si può vincere, si può perdere, ma voglio vedere sempre la prestazione in campo. Tano, grande soddisfazione, ne parlavamo prima della partita. Facciamo in modo che non sia l'ultima, alla fine siete riusciti. Sì, come ho detto poco fa da un altro emittente, per noi era importante continuare a stare insieme, perché c'è un'alchimia, c'è una polvere magica sopra di noi che ci permette di vivere ogni giorno con una felicità, con una voglia di stare insieme unica, che poche volte, devo dire, ho potuto appunto avere in una squadra di calcio. Quindi noi andiamo avanti non per cercare il sogno, noi andiamo avanti perché vogliamo stare insieme. State rimanendo insieme e oggi si è visto ancora di più nel supplementare, squadra stanchissima, proprio questo fatto di voler essere compatti fino alla fine vi ha consentito non solo di resistere al tentativo del Partini Caudace, ma addirittura di andarla a vincere la partita. Sì, hai detto tutto, quindi risponderti mi viene difficile, hai detto proprio bene. Quindi è una squadra che ha trovato un ingranaggio perfetto che si va appunto a inserire in un contesto che ci ha portato appunto oggi ad essere una squadra vera. Siamo stati granitici dietro. Non ricordo di aver fatto parate rilevanti e non ricordo comunque difficoltà particolari, quindi ti ripeto, hai detto tutto tu in maniera perfetta. Adesso stacchiamo questi 2 giorni e da mercoledì cominciamo a pensare alla semifinale nazionale. Michele, anche oggi 7 polmoni, tanta qualità, alla fine Marchica vi ha regalato proprio la ciliegina sulla torta, non serviva ma vi ha dato una grande mano.
Sì, oggi non ci sono parole, tanta stanchezza ma tanta felicità, ci siamo tolti un peso, oggi era mettere la ciliegina sulla torta, l'abbiamo messa, ora ci godiamo questa settimana di pausa, siamo felici di andare in Calabria e voglio ringraziare Marchica perché ha passato un periodo veramente difficile, oggi si è vista la forza del gruppo, gli siamo stati tutti vicini, gli abbiamo sempre detto non mollare che il tuo momento arriva, non mollare, è arrivato nel momento più bello. Tra l'altro è arrivata la vittoria del gruppo, lo possiamo dire, perché avete sofferto tutti insieme, vi siete compattati anche dopo l'espulsione. Di fatto il Partinico ha sbattuto su un muro blu oggi pomeriggio. Sì, loro, voglio fare i complimenti a loro perché sono veramente una grande squadra. Ci hanno messo veramente in difficoltà, il mister loro si è vista che l'ha preparata bene perché non riuscivamo a giocare, a fare le nostre solite giocate. Però oggi si è visto proprio il gruppo che siamo noi. Siamo veramente una grande famiglia, abbiamo dato il cuore 120 minuti e penso che ce la meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto quest'anno.
Rientrano in campo le squadre, Athletic Club Palermo e Reggina. Cambio tra i calabresi, è entrato il numero 13 Gabriele Mangiola e al suo posto in panchina si siederà con ogni probabilità il numero 11 Fortunato Cotroneo, a quanto ho carpito dalle voci che arrivano da bordo campo fino a qui, fino alle tribune del velodromo. Inizia la seconda frazione, inizia con il primo possesso per la Reggina, che vuole ovviamente rimediare a quanto è successo negli ultimi secondi della prima parte di gara. Nel frattempo c'è un giocatore dell'Athletic Club a terra e quindi facciamo un pochettino la sintesi di quello che è successo nei primi 45 minuti più recupero. Fondamentale segnalare il più recupero, perché proprio nei minuti finali è arrivato il gol del pareggio dell'Athletic Club Palermo, con Capitan Macchiarella a rispondere al gol precedente della Reggina con una grande azione sulla destra, l'idea di Pitasi che mette al centro per Franco, che ha fatto appunto il momentaneo gol dello 0-1. Palla adesso per gli azzurri, che scendono nuovamente in campo con lo stesso assetto. Qua prova proprio Mangiola a mettere al centro, pallone buono solamente per Ferraro. Stessa cosa vale per Atletic. Allora andiamo a dire di nuovo i nomi dei protagonisti dall'1 all'11 per Atletic. In porta Ferraro e poi Macchiarella, Greco, Di Peri, Brando, Manzella, rischia nel frattempo il numero 7, l'altro che stavo per dire, ovvero Segreto, poi Gallo, Ingresso Vitale e Campagna per i rosa. Per quanto riguarda invece la Reggina, sempre in ordine di numero, in porta Barranca, poi Frisina, che qua fa un grande intervento, Majorana, Randazzo, Abufaris, Sacca, Leporini, Enrico, Franco, Pitasi. Adesso al posto di Cotroneo è subentrato Mangiola. E la seconda gara del triangolare del girone F, nel frattempo ottima giocata nello stretto da parte di Ingrassia, ultimo tocco del numero 9 dell'Atletic, aveva messo al centro bene per uno tra Vitale e Campagna. Si sta muovendo molto bene in questa fase di gara. Nel frattempo Ingrassia, adesso il pallone è buono per Barranca, rinvio così del numero 1 Vitale. Prova Greco, cambia gioco, va dalle parti di Segreto che mette giù. Accanto a lui c'è Gallo che nasconde il pallone e lo fa riapparire all'improvviso. Ancora Gallo, vorrebbe una sovrapposizione, non la ottiene. Segreto se ne va, grande scatto, poi mette il destro al centro, che quasi stava per diventare un cross. Anzi, la cross stava per diventare un tiro. Ci ha provato Segreto. Dicevo, seconda gara del triangolare del girone F, il triangolare più meridionale di questa fase nazionale del campionato Under 17 Elite. Oltre a Athletic Club e la Reggina c'è anche la Lycos in corsa in questo gruppo F. Lycos che ha vinto la gara di debutto nella fase nazionale proprio contro la Reggina per 1-0 a Reggio Calabria. Riprende palla nel frattempo un'altra volta Gallo, attenzione perché arriva a Campagna che però si va a impelagare sul lato destro dell'area di rigore, riprende il pallone Sacca che poi va a cercare avanti qualcuno dei suoi compagni più offensivi. Si tratta di Franco. Qua peccato per quanto riguarda Campagna, si è andato a nascondere nella parte laterale dell'area di rigore. Rilancio per Ingrassia, mette fuori Sacca. Ingrassia però riesce a scambiare proprio con Campagna che sta prendendo fiducia. Occhio a Vitale, largo a sinistra, rientra sul destro, poi calcio d'angolo impossibile da evitare per la Reggina e per Barranca, che ha fatto qualche intervento eclettico ma non è riuscito però ad essere lucido in occasione dell'ultima vera azione dell'Athletic Club del primo tempo, quella dove Macchiarella, proprio sfruttando una sua uscita alta incerta e una mischia che si era creata all'area di rigore, è riuscito a batterlo quando era fuori dai pali.
Calcio d'angolo per Athletic, che voleva un calcio di rigore per un tocco con il braccio di un giocatore della Reggina. Cross che arriva in aria, Barranca un'altra volta in due tempi, la fa sua e va lontano con un rilancio davvero di pregevole fattura, solamente effettuato con il braccio. Poi qua non è preciso il numero 7 della Reggina, che adesso rimane però a terra. E poi qua un'altra volta pallone che carambola dalle parti di Frisina, che va per vie centrali. Ancora Pitasi, riesce ad andare sul destro, Pitasi riesce a dribblare un altro avversario, prova il tiro deviato da Franco, la prende Ferraro. Ancora Gallo, molto basso in questo momento, il numero 8 dell'Athletic. Buono il pallone per Campagna, che però non riesce a controllare in corsa. Era buono però questo suggerimento per Campagna, che è il più piccolo in campo nell'Athletic, classe 2011, con 15 anni ancora da compiere per il numero 11, che però, lo vedete anche dal punto di vista fisico, è sicuramente uno dei migliori per statura, quindi è davvero un prospetto su cui lavorare per l'Athletic Club. Calcio d'angolo. Sentite le voci delle due panchine che rimbombano. Arriva a rimorchio questo pallone, era più uno schema quello dell'Athletic, poi non è alto abbastanza Pitasi per prendere questo pallone, riesce comunque ad andare alle parti di Franco, che è in fuorigioco, ha provato fino all'ultimo a rimanere in linea, tradito da questo passaggio con qualche decimo di secondo di ritardo da parte di Pitasi, però già magari non una cena ma un panino glielo devo offrire Franco a Pitasi per il grande passaggio che gli ha fatto in occasione del primo gol. Magari se gli fa un altro assist la cena può anche pensare di offrirgliela. Nel frattempo rilancio proprio per Segreto, che non mantiene i palloni in campo. 53esimo. Noi vi ricordiamo che l'Athletic Club giocherà ovviamente la terza ed ultima gara di questo triangolare settimana prossima a Potenza contro la Lycos. È importante sapere come va a finire questo match, perché in caso di sconfitta o pareggio da parte della Reggina, la formazione che di solito è granata oggi è in completo azzurro, sarebbe fuori, e poi il passaggio del turno sarebbe dedicato solamente a Athletic e a Lycos. Oggi a Reggina, per mantenere vive speranze, deve vincere, deve anche poi andare a sperare che Athletic vinca in quel di Potenza, provincia di Potenza per essere più precisi. Allontana poi Ferraro. Occhio a questo pallone, la giocata ottima da parte di Ingrassi a cercare Vitale, esce bene Barranca, poi Mangiola rischiando qualcosa, pallone ripreso da Enrico, che poi però rischia, allontana Majorana per evitare guai peggiori. 54esimo, 1-1 per Athletic Club e Reggina. Non è rimpallato, riesce a renderlo giocabile Mangiola, poi Pitasi col tacco non riesce a controllare il filtrante di Franco, si erano invertiti i ruoli per un attimo, poi a vuoto Frisina, deve chiudere qui l'altro centrale della Reggina,
Soufiane Abou Faris, ma il gioco è fermo. C'è cosa da sistemare per il signor Cavarretta, direttore di gara di oggi della sezione di Trapani. Abbiamo parlato anche abbastanza nella prima parte di gara. Assistente il signor Barone e il signor Pagliarello, entrambi della sezione di Marsala. Deve correre all'indietro Sacca per favorire la presa palla di Barranca. Poi tocca anche a Randazzo, destro, a cercare il suo compagno più avanzato, Athletic, che adesso tira un po' di più remi in barca. Regina, che ha giocato di rimessa principalmente nel corso della prima frazione, poi comunque dopo il cooling break ha espresso un buon calcio nella metà campo avversaria, trovando diverse occasioni dove si è dovuto impegnare Ferraro, e poi il gol effettivo con Franco. Poi negli ultimi 5-10 minuti del primo tempo l'Atletic è tornato a calpestare bene il manto erboso del velodromo e ha trovato poi, proprio nell'ultima occasione utile e disponibile, la rete del pareggio con Capitan Macchiarella, uno che di solito comunque non si iscrive agli oneri della gara per interventi nell'altra parte del campo, però oggi si è tolto uno sfizio importante, segnando la prima rete in questa fase nazionale per i rosa. Riprende palla con particolare verve Greco, che poi però rimane a terra, così come il suo avversario, allora mette fuori il pallone la Regina. Rimangono entrambi a terra, sia Lucio Greco sia moderato Franco. Allora viene convocato in campo sia lo staff medico della Regina sia quello dell'Athletic Club. 57esimo di gioco dei 90 previsti per questo match, che ricordiamo un'altra volta, non finirò mai di dirlo, è il secondo del triangolare del girone F della fase nazionale del campionato Under 17 Elite. Athletic Club e Regina hanno passato prima la fase regionale di competenza e ora si trovano qui a giocarsi il tutto per tutto tra loro, e contando anche la Lipos, che guarda con particolare attesa la gara, attesa di scoprire l'esito della sfida tra Athletic Club Palermo e Regina. Ricordiamo che il punteggio è di 1-1, al gol di Franco ha risposto Macchiarella e nel frattempo c'è un altro cambio per la Regina. È arrabbiato Majorana, che esce, e al suo posto entra il numero 19 della formazione calabrese, ovvero Giuseppe Panzera. Pallone allontanato da Athletic Club, sarà rimessa al fondo per Barranca. È entrato Giuseppe Panzera o Panzera, già chiedo scusa in anticipo per gli accenti se non sono corretti, soprattutto con i ragazzi della Regina, magari qualche accettazione che a noi siciliani è un po' più inusuale. Occhio qua, Ferraro esce senza particolari problemi, poi colpisce male Abou Faris. Dicevo, è entrato il numero 19 la Regina, quindi siamo al 59esimo e è uscito Majorana, il secondo cambio operato da Mister Macri. Sono ancora gli 11 di partenza, invece quelli di Mister Vitale. 60 sul cronometro di gara breve, vedremo scoccare l'ora di gioco qui al velodromo.
Pallone che si perde sul fondo, ci ha provato l'Athletic con la corsa personale di uno dei suoi cavalli di battaglia lì sulla fascia mancina. Qua tra Bordocampo e mister Vitale prova a iniziare una sorta di connessione, forse per capire un po' di più sul da farsi in termini di cambi e sostituzioni. Fatto sta che l'Athletic Club Palermo per ora è in una situazione di equilibrio con la Regina e vediamo che cosa ha segnalato il signor Cavarretta. C'è un problema per un giocatore di Athletic Club, si tratta di Segreto che si tocca il ginocchio, lo vedete proprio alla fine del nostro schermo. Proviamo magari ad andare un po' di più a cercare con le immagini il 7 che si rialza dolorante, forse sarà lui il primo a uscire in Athletic Club Palermo. Sta per entrare Baglione al posto di Segreto, cambio obbligato per l'Athletic, infortunio per Andrea Segreto. Contiamo pure questi ragazzi, molti loro hanno anche il doppio impegno con più squadre giovanili di Athletic. Siamo arrivati a fine maggio, sono stremati questi ragazzi. Una stagione molto lunga che sta per trovare una sua conclusione, vediamo se sarà positiva o negativa. Comunque già essere qua è motivo di orgoglio per entrambe le società e quindi già di per sé andrebbe benissimo così, però ovviamente che c'è la musica, che stiamo ballando, è giusto provare a fare una mossa in più rispetto ai propri avversari. 62esimo, Athletic Club per ora dietro perché c'è questo pallone messo in mezzo da Enrico, sventagliata che arriva in area di rigore, spazza via, pulisce Brando e poi occhio a Vitale che mantiene il pallone in campo e se ne va con una grande giocata. Ottimo scatto di Vitale che entra in area. Vitale ancora insiste, colpito, non c'è niente per il signor Cavarretta. Ancora Athletic però col pallone che arriva al centro, viene ribattuto fuori. Lotta in grassia, ci sarà da discutere per questa decisione. Forse si è lasciato andare un po' troppo presto Vitale o forse qualche tocco illegale c'è stato. Fatto sta che qui rischia subito Gallo, perde il pallone, tutto irregolare. Occhio alla Regina, attenzione a questo pallone che arriva in porta. Ci ha provato Emanuele Leporini che sulla fascia è sempre un'incognita per Athletic. Alla fine il pallone torna ad essere dei rosa che però con Gallo stavano per mostrare il fianco alla Regina e Leporini sarà impegnato sicuramente con altre partite. Leporini invece ha provato a trarre in inganno anche Ferraro. Adesso lascia la battuta di questa rimessa con le mani a Randazzo. Frisina, occhio a Mangiola che è lì in agguato, perde però il pallone e allora può giocare l'Athletic con questo pallone che però Macchiarella spreca con un cross impreciso. Adesso occhio al filtrante, buona l'idea, prova subito Franco, ha avuto la grande occasione qui il numero 9, anzi cambio il nome del tiratore, si trattava di Mangiola. Ottima corsa tra le linee, forse un po' troppo timida, retroguardia Real Athletic. Mangiola ha avuto la grande occasione per riportare avanti i suoi. Impreciso qui lo scambio tra Panzera e
Enrico. Rimpalli e controrimpalli per ora da metà campo Athletic, prova a mettere ordine Enrico, lo scambio con Pitasi, prova ad andare ancora il 10, viene bloccata la sua serpentina, poi però spunta ancora una volta Panzera, viene bloccato anche lui, può andare l'Athletic ancora con Gallo, voleva la sua maglietta Enrico e si prende l'altro giallo assegnato alla Regina in questo match fino a questo momento. (66esimo) giallo per Enrico, il secondo ammonito della gara per la Regina. Cross che arriva in aria, vicino anche allo specchio della porta, lo fa su Barranca. A breve entreremo nell'ultimo quarto di questa partita. Mette giù Pitasi con l'aiuto anche del suo compagno di fascia lì, viene poi bloccato Pitasi che prova a fare tutto da solo, ma non è mai una scelta consigliata e consigliabile. Giara un po' però che vede meno i compagni. Occhio ancora una volta alla giocata provata, tentata in avanti da parte di Athletic. C'è un giocatore della Regina che ha i crampi nel frattempo, allora si perde un po' di tempo. (67esimo), vediamo se c'è necessità di operare un cambio per la Regina. È ancora a terra il giocatore azzurro e allora mi sa che sfrutta l'occasione il signor Cavarretta per mandare le squadre a prendersi qualcosa in panchina. È il secondo cooling break di questa gara, come dicevamo anche nel corso del 25esimo nel primo tempo. È un'operazione richiesta, ormai siamo alle porte dell'estate, alle porte dei mesi più caldi, con la temperatura più alta. La stagione sta per chiudersi, mancano poche partite, forse sarà anche l'ultima questa per la Regina. Ancora non possiamo dare giudizi troppo affrettati in caso di mancata vittoria, però sarà così per quanto riguarda l'Under 17 Elite, per la formazione calabrese che in questo momento è a rapporto con Mister Macri. Una prestazione comunque di livello da parte dei ragazzi reggini. Si rialza nel frattempo Pitasi, che ha fatto meno di tutti dal punto di vista del cooling break, perché un po' di questo tempo l'ha passato in preda ai crampi vicino al disco di centrocampo. Vediamo se sarà operata una sostituzione oppure se riuscirà a terminare la gara. Nel frattempo rientrano in campo i ragazzi Athletic. Pitasi per ora si siede in panchina, allora forse è pronto un cambio tra le fila della Regina, oppure vediamo se il capitano se la sente di continuare. Pitasi, che nell'ultimo spaccato di gara, abbiamo detto, ha provato più volte la serpentina personale senza andare però effettivamente a trovare qualcosa di effettivo. È stato bravissimo in occasione del gol del momentaneo vantaggio di Franco. E adesso il pallone torna a destra The Athletic Club. Cambio per i rosa. C'è
vado errato proprio Campagna, e al suo posto è entrato il numero 13 Flavio Altezza. Il pallone viene ridato nel frattempo alla Regina con Barranca che non va alla presa, la tiene lì in due tempi. Non bene qui Barranca, alla fine è fortunato che non c'è nessun Athletic pronto per arrivare su questo pallone. 70°, ma si è giocato davvero pochissimo negli ultimi minuti. Occhio adesso a questo pallone che viene perso in zona offensiva da Mangiola. Va a lottare anche Panzera. Alla fine il pallone è della Regina, ma va lontano l'Athletic. Un po' di confusione in questo ultimo frangente. Deve correre all'indietro Sacca. Chiama in causa Barranca. Pressing di Ingrassia. Barranca stavolta rilancia bene. Franco prova ad aiutarlo. Alla fine stoppa Panzera. Grande sombrero il numero 19. Prova a ripartire. Filtrante a cercare la corsa di Mangiola. C'è comunque pronto Leporini. E poi lo chiude Baglione. Calcio d'angolo. Voleva il fallo a favore il numero 13. Non c'è nulla. 71esimo che chiude. 72esimo che si apre. E ancora 1-1 il punteggio qui al Velodromo. Arriva il cross al centro, tutti a vuoto. Poi il colpo forse con il braccio da parte di un difensore dell'Athletic. E così per il signor Cavarretta. Calcio di rigore per la Regina. Il tiro a botta sicura e la deviazione con un braccio da parte di un giocatore della formazione di casa. C'è anche il giallo, se non vado errato va a protestare il capitano Macchiarella, forse era il fischietto, non era il cartellino, anche perché non è stato Macchiarella a colpire con il braccio. Difficile capire il colpevole in questo caso, ma intanto è calcio di rigore per la Regina. Ci vediamo con lo zoom. Dovrebbe essere Pitasi a battere contro Ferraro. Va Franco e trova il gol del 2-1. Poi occhio a Ferraro, si scatena un piccolo parapiglia. Difficile adesso tenere calma la situazione. È 2-1. È successo qualcosa lì nell'area di rigore. Poi giallo per Ferraro, giallo anche per un giocatore della Regina. Davvero tanta confusione. Giallo per Abu Faris, che era andato a protestare veementemente contro il portiere. Gol della Regina. È rimasta a terra poi l'autore del gol, che si era portato il pallone. Viene chiamato in causa lo staff medico. Cambia il parziale quindi qui al Velodromo. Dal calcio di rigore, se non vado errato, è stato proprio Franco a battere, non Pitasi. Adesso un po' di proteste anche da parte della panchina. Continuano gli abbracci per il giocatore della Regina che ha fatto gol. Un problema al braccio. Rischia anche il giallo. Forse è un problema al braccio, forse è uscita la spalla, anche perché erano un pochettino preoccupati nei pressi della
panchina. Enrico. Allora è stato proprio Enrico a fare 2-1 da calcio di rigore. Gol anche il numero 8, da quel di grande dubbio, e ha tirato davvero un gran rigore. Comunque Ferraro non c'è stato e ha reagito, si è preso il giallo lui, si è preso il giallo anche Abu Faris. Adesso nervi un po' più tesi, siamo al 75esimo e si è giocato davvero poco a partire dal 65esimo in poi, tra cooling break, l'infortunio di Pitasi, la rete di Enrico e l'infortunio pure del numero 8 dopo il rigore segnato. Ancora c'è tanto da giocare qui al velodromo. Per qua occhio a Franco che la prende con il braccio. E allora in questo momento la regina sarebbe ancora in corsa. Deve sperare che Athletic Club vada a vincere. Nel frattempo con la ripresa della Barranca. Deve sperare che Athletic Club vada a vincere contro Alicos per 1-0. Sarebbe proprio questo risultato, così la regina passerebbe per differenza reti a favore e più che per differenza reti in realtà per i gol fatti. A terra qui giocatore Athletic Club. Un gol porterebbe sicuramente la regina a essere più sicura della situazione nella quale si possa andare a trovare. Dietro questo pallone per Ferraro. 78esimo. Chiede scusa Mattia Ferraro che sbaglia il rilancio. C'è un cambio pronto per la regina. Fuori Leporini, dentro con la 14 Fabrizio Suraci. Cambio sicuramente difensivo, perché Suraci è più un difensore che un esterno a tutta birra come Leporini. E dentro anche Elauni. Fuori credo Pitasi, che infatti dà la fascia a Enrico. Era ormai anche lui praticamente con i calzettoni abbassatissimi. Pitasi, stanchissimo, ha corso tanto. Entra anche Elauni. Pallone che torna ad essere Athletic Club. Viene subito sprecato. La regina spazza, poi Macchiarella ridà il pallone al centro. Tanta confusione. Si gioca poco adesso. Non c'è una vera e propria proposta da parte di entrambe le squadre. Fallo di mano di Mangiola. Gioca Athletic. Sa che poco gli rimane. Sa che un pareggio comunque rende i rosa padroni del proprio destino al 100%, senza fare calcoli. Si deve andare contro Alicos per vincere.
Fischia il signor Cavarretta, sicuro a dare il calcio di rigore alla Reggina, trasformato da Enrico, e che per ora sentenzia il 2-1 che stiamo vedendo anche in alto nella nostra grafica. 80°, mancano 10 minuti più recupero che sarà ingente sicuramente alla fine della partita. Prova la curva Athletic a dare manforte ai giovani ragazzi in maglia rosa. Qua a vuoto, Sacca, Vitale si fa bloccare da Barranca. Ha rischiato tantissimo la Reggina, non deve fare questi errori di leggerezza, soprattutto chi detiene la linea difensiva. Mangiola, tutto a buono, può andare Mangiola, prova il destro, Ferraro smanaccia e mette in calcio d'angolo. Ha provato il numero 13 che è entrato bene, calcio d'angolo. Reggina che non si appresta con particolare fretta a battere dalla bandierina. Sarà il numero 19 Panzera. Allora, attenzione a questo calcio d'angolo. È uno schema, quello chiamato dal battitore, pallone che arriva al centro e lo stacco preciso di Sacca, e 3-1 della Reggina che aumenta l'attivo e soprattutto aumenta le sue chance di qualificazione. Grande colpo del numero 6, più veloce di tutti e soprattutto con un grande e poderoso stacco a svettare sulla difesa avversaria. Va a abbracciarsi con gli uomini della panchina Demetrio Sacca, che poco fa aveva avuto un leggero svarione, aveva fatto un errore non da lui che poteva aprire le porte a Vitale per il potenziale 2-2. Barranca gli ha sbarrato la strada, passano pochissimi secondi e Sacca fa 1-3. Il bello del calcio, che non importa quanti errori fai, l'importante è come finisci, come arrivi al 90°, come arrivi al triplice fischio. E Sacca, nonostante l'errore, è rimasto in partita e poi ha fatto 1-3. Quindi complimenti a lui, complimenti alla Reggina che ha giocato la gara interpretandola come fanno le grandi squadre, o le squadre dei grandi potremmo dire. Athletic che ha una proposta sicuramente migliore, ha fatto vedere una proposta migliore, però per ora non basta. In questo momento Athletic deve andare in provincia di Potenza con un obiettivo quasi proibitivo di vincere con 3 reti di scarto. Pallone che arriva al centro, anche qui uno stacco diretto verso la porta, per poco però termina fuori. Ci ha riprovato forse Macchiarella, il capitano, un'altra volta, voleva fare doppietta, voleva dare speranza ai suoi in questi ultimi minuti. Siamo all'84°, sta scivolando via la gara qui al velodromo. La Reggina sta facendo quello che doveva fare, vincere i 2 per tornare con un attivo alla voce differenza reti e poi sperare che Athletic le faccia il favore a questo punto di vincere, ma solamente di misura, contro la Lycos, per creare un triello di squadre a 3 punti, ma avrebbe la meglio la Reggina per la differenza reti. Certo è che in tutto questo alla Lycos basterebbe fare un punto per passare il turno contro Athletic, e quindi tutto passa ancora
dalle mani e dai piedi dei giocatori della formazione che ha vinto la gara inaugurale di questo girone F proprio contro la Regina. Mangiola gioca a memoria, formazione azzurra, troppo forse a memoria perché non c'era nessuno lì a sinistra. Suraci si sta impegnando molto per fare praticamente il quinto di centrocampo. Qua scivola poi Vitale, ma viene colpito alle spalle. Calcio di punizione, 85esimo che si chiude. Mancano 5 più recupero alla fine della partita. Athletic demotivato, ma che deve cercare di gettare il cuore oltre l'ostacolo per migliorare la sua situazione in classifica. È ancora tutto aperto, ancora tutte le squadre possono dire a loro in questo girone F. Con questo risultato ci prova l'Athletic ancora a sinistra con gli scambi che si chiudono subito perché c'è una grande ripresa del pallone da parte di Panzer che è dappertutto e soprattutto conquista il calcio di punizione a favore batte corto Barranca, cercare la verticale per Franco subito. Abu Faris. Nel frattempo c'è un cambio per la Regina, un altro cambio per i ragazzi di mister Macri. Dentro Fraietta. Se non vado errato ad essere uscito dovrebbe essere proprio Franco. Ilario Fraietta, numero 16, guadagna il suo posto in mezzo al campo. Si fa invece il corridoio opposto, passeggiando Franco, autore però del primo gol di questa sfida che aveva aperto le danze nel primo tempo. Fa il raccattapalle praticamente Barranca, neanche tanto lento rispetto a quanto vediamo ogni settimana sui campi di provincia. Particolarmente corretto quel portiere della Regina e non possiamo constatarne comunque il valore da questo punto di vista. Poi la malizia serve e senza di quella raramente vinci coppe e campionati. Pallone che si improvvisa ciclista, cammina nella pista di questo velodromo fantastico, per ora adibito più alle gare di pallone che quelle delle biciclette. Ferraro per Macchiarella, prova a rompere il centrocampo, qui Gallo lo fa solamente per un momento, poi Sacca trova Mangiola, ancora il numero 13, arriva in aria, prepara il sinistro, Mangiola insiste sul destro, Ferraro risponde, poi a vuoto il giocatore di maglia azzurra che poteva arrivare su questo pallone. Abu Faris, non preciso ma comunque continua a crederci la Regina, riprende palla però l'Athletic Club, ma solo per un attimo, spazza a randazzo Macchiarella, Gallo tiene giù, Macchiarella non preciso, poi un'altra volta Enrico. Adesso Gallo voleva un tocco con il braccio i ragazzi di Athletic, ma non c'è nulla per il signor Cavarretta. Riprende comunque palla la formazione di casa, sempre con Gallo che ormai si è eretto a colonna del centrocampo ma non riesce a dare quel twist alla squadra. Ultimi 60 secondi del tempo regolamentare, poi sarà solamente recupero. Ok, questo rilancio per Vitale che mette giù, prova Barranca in due tempi, la tiene giù, a passare qualche secondo ha rischiato di mandarla in calcio d'angolo. Barranca che adesso va lontano con Mangiola
che prova a essere il riferimento offensivo di questa regina, ormai orfana di Franco, ma comunque con la freschezza del numero 13 e di Panzera che lo serve. Pallone proprio per lui! La ferma Ferraro. Più che Panzera qui è proprio il nuovo entrato, Fraietta, vicino al gol del 4-1. Crampi per un giocatore dell'Athletic, si perde quindi un po' di tempo. 5 da quando riprendiamo, dice il signor Cavarretta, e quindi appena il pallone tornerà a rotolare qui al velodromo saranno 5 alla fine. Recupero che ci può stare, forse qualcuno avrebbe dato anche un po' di più, contando che si è perso molto tempo nella fase centrale di questa ripresa. Poi il ritmo è andato un po' ad alzarsi, neanche di tanto, ma comunque un po' più godibile la gara nella parte finale di questa sfida valida per il girone F del campionato Under 17 nazionale Elite, la fase nazionale del campionato Under 17 Elite. Dovremmo terminare la gara intorno al 95-30. Qua Proto Macchiarella, Barranca la tiene lì, si distende, riceve pure un bacetto da Sacca che gli deve, così come dicevamo per Pitasi da parte di Franco, gli deve anche più di un panino in qualche nota catena di fast food per quel grande salvataggio che ha fatto su Pitai dopo l'errore, lo svarione proprio di Sacca, e qualche secondo dopo Sacca si è ripreso segnando il gol di quello che per ora sta diventando il definitivo 1-3. Ha provato qui a cambiare gioco Panzera, a trovare uno dei subentrati, o Mangiola oppure il numero 19, voleva cercare anche il 16, ovvero Fraiella, che ha avuto la grande occasione di fare 1-4, ma Ferraro si è esibito in una grande parata in uscita bassa. Ancora Ferraro, Ingrassia, pochissimi cambi per l'Athletic Club, scivola Ingrassia colpito alle spalle, calcio di punizione per la regina. Forse ci stava qui il giallo, e Abu Faris, attenzione perché rischia, perché era già ammonito, ma a commettere fallo comunque era stato Sacca, era vicino al numero 5 che erano i due centrali che stavano per tornare in copertura. Occhio al rimpallo che favorisce Vitale, ancora Bufaris un po' in difficoltà, arriva e cross al centro ma è impreciso, si perde un'altra volta il pallone. Meno di 3 minuti alla fine della gara, contando il recupero che è partito a 90-30 ed era originariamente di 5 minuti. Forse fischierà anche un po' prima il signor Cavarretta, ma ogni gol può essere decisivo, quindi sarebbe peccato farla finire prima, magari dopo già lo accettiamo un po' di più. La giocata di Panzer a cercare Suraci, sono adesso i nuovi entrati a tessere la trama offensiva della regina. Allontana adesso formazione di casa, ancora Vitale, colpito Vitale con fallo, calcio di punizione, non allontana di tanto il pallone Fraiella per evitare ammonizioni stupide. 93-30, ancora Gallo, tutto campista il numero 8, prova ad andarsene, Gallo insiste, Gallo bloccato e poi Randazzo esulta per questa ottima chiusura a tagliare rispetto al suo avversario. Tante maglie rosa nell'area di rigore, ma batte comunque e fa battere comunque il direttore di gara al portiere Barranca. Ora occhio alla regina che prova a ripartire in contropiede, si distende con i suoi giovani, palla per Mangiola che entra nuovamente in aria, Mangiola è destro, prova a flirtare col sinistro, mette al centro il pallone, poi Athletic non in maniera precisa, spazza così, prova a allontanare adesso, la mette fuori Panzera. Ricordo sempre di scusarmi nel caso ci sia qualche accento
errato soprattutto dalla parte della Regina. Adesso il pallone torna ad essere dalle parti dell'Athletic Club. C'è un fallo, si scatena pure un diverbio nella parte del campo. Attenzione, il caldo, l'agonismo ovviamente sono tutti ingredienti che mischiati portano a queste discussioni fine gara, dove ormai conta relativamente. 95 e qualcosa, potrebbe essere l'ultima occasione. La Regina ha il bisogno necessario di serrare le finestre della propria area di rigore per arrivare la settimana prossima a stare davanti al televisore a vedersi l'Icos Athletic Club con la speranza di vittoria dei palermitani, ma solo di misura. Poi che arriva al centro, esce la Regina e adesso arriva il fischio finale. La Regina vince 3-1 in casa dell'Athletic Club Palermo. Termina quindi il suo triangolare in questo girone F della fase nazionale del campionato Under 17 Elite. Per l'Athletic Club c'è ancora una gara in provincia di Potenza contro la Lycos, una gara già decisiva, perché bisogna vincere per dare ancora speranza al percorso in questa fase nazionale. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Ricordiamo un'altra volta punteggio e marcatori: Athletic Club Palermo 1, Regina 3 per Athletic, aveva segnato al termine del primo tempo Capitan Macchiarella. Per la Regina vantaggio iniziale di Franco, poi rigore segnato da Enrico che aveva portato nuovamente in vantaggio i calabresi a mettere il punto definitivo sul finale alla gara. Per il definitivo 3-1 per gli ospiti è stato il centrale numero 6 Demetrio Sacca. Grazie a tutti per averci seguito. Gabriele Rispetta è tutto, alla prossima con lo spettacolo del calcio giovanile e dilettantistico qui sui nostri canali.